In occasione delle prossime festività di fine anno e di Natale sono stati definiti in prefettura, nel corso di una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, i servizi di vigilanza e controllo straordinario del territorio. Alla riunione ha partecipato il sindaco del comune di Agrigento, presente anche un rappresentante del Libero Consorzio di Agrigento. Sono state quindi prese in considerazione alcune particolari situazioni che vedranno verosimilmente un sensibile aumento della circolazione di veicoli e persone, anche turisti, potenziando i servizi di vigilanza e di sicurezza e protezione degli obiettivi ritenuti a rischio, delle località a maggiore vocazione commerciale e turistica, nonché quelle dove vengono allestiti mercatini e fiere natalizie nel capoluogo e negli altri centri della provincia. Un particolare attenzione sarà dedicata ai luoghi di culto dove si svolgono tradizionali cerimonie religiose del Santo Natale. Saranno altresì potenziati i controlli lungo le arterie stradali, in particolare quelle di accesso al capoluogo e alle mete turistiche della provincia. Il prefetto ha richiamato inoltre l'attenzione sull'esigenza di implementare dispositivi generali di prevenzione e repressione dei cosiddetti reati predatori, in relazione alla maggiore circolazione di denaro e di merci che si realizza in concomitanza delle feste di fine anno. Saranno altresì attivati servizi specifici mirati al contrasto della produzione e alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici.